Ciao a tutti, Allora, amici di Scuola di Milanese, Cabaret Milano 2000. Quest'oggi abbiamo un ospite particolare, il nostro amico carissimo Edoardo Bossi, il quale, intanto ringrazio della partecipazione, il quale è tra l'altro molto amico del poeta Carletto Oblò. Poi vi spiegherà lui come è nata l'amicizia, magari anche un'altra volta con questo grande poeta contemporaneo milanese. Perché ho scelto di chiacchierare questa sera e di invitare l'amico Edoardo? Perché settimana passata una quaia mesa de Scuola del Milanese ha postato una sua poesia, L'amichetta. Questa poesia ha avuto un grande successo sul nostro gruppo. E allora ho pensato di contattare Edoardo e domandare a lui come è nata questa poesia e quant'altro. Edo, come è nata questa poesia del Carletto, L'amichetta? ciao, innanzitutto ti saluto e saluto tutti quelli che poi magari vorranno ascoltarci. Ma ti dirò, innanzitutto me la sono fatta raccontare dal Carletto perché io non lo sapevo. Il Carletto mi diceva che sotto casa abitava un suo amico che aveva un prestino e poi si è trasferito dalla zona certosa, si è trasferito in via Desenzano, che è lei zona dove è la chiesa di Santa Margherita. E Piazza un bel dì, Ebrea, quella zona lì, no? Mi pare. sì, a Barona, sì. Un bel dì Carletto passa di là e fa una festa che finiva più e vede che è in vetrina perché il gran negozio che suo amico lì, il gran negozio come una volta, metteva il pan laurà, le biove, i bichet, gli metteva il pan francese, gli metteva in vetrina e fa vedere il pan che faceva, no? Vabbè, allora vede in vetrina la michetta e sapeva che faceva i michetti buoni. E allora è da lì che fa, sì, guarda, perché voleva dare anche di pastis, no? Perché faceva anche il pasticce. E lui che fa, no, no, guarda, i pastis, immagino, dan piuttosto 4 o 5 michetti, che su che ti fa buono. E va qua, intanto che è lì che aspetta che cosa è il risotto, il gai sul tavolo, una michetta, e allora comincia con il dito a tirare via il button che è di sopra e a pancia voglia il gusto è tutta un'altra roba, no? Ecco, e dopo quando ho finito di mangiare mi chiutava, che se dopo sono andato in poltrona, mi sono messo là a farmi a visurini e intanto mi è venuto in mente che ho mangiato il button della michetta. E sì, insomma, fatto lei che quando ho finito di fare il sognetto, ho ciappato carta e penna e ho visto sti 4 versi. Ecco, come nasce a volte una poesia, no? Nasce da cose così un po' futili e così me lo sono fatto raccontare perché volevo appunto essere un po' più chiaro con voi. Bene, grazie. Adesso ve la leggi, E direi che questo è il primo passaggio importante. ecco. Allora, il titolo è L'amichetta del Carletto Blu. Quante veci il marciapè gli denanza al prestinè, ti te vedete là in vetrina chi del pan le la regina. Sì, sono tre parlate lei d'un rubin de poc d'anè, le divisa in cinque bucon, conti in testa un bel bouton. Che profumo, che buon odore, le bel fine il suo colore, l'ha cantata anche il poeta. Te capì? L'amichetta. Ecco, Bellissima. queste, ecco, con parole molto semplici, però
ha descritto delle cose che lui ha visto, che vediamo tutti, ma lui le ha sottolineate. La forza del poeta è proprio lì, E di infatti, sottolineare le cose che vedono tutti. io veramente ringrazio tanto Edo Ma per la figurati, tua è un disponibilità. piacere, è un piacere. Alla prossima. Grazie amici. Ciao.